Tra poco sarà tempo di elezioni a San Donà di Piave. Anche il PDL ha presentato un candidato sindaco, Giansilvio Contarin. Per l'occasione è stata inaugurata anche la nuova sede del partito. Vediamo il servizio. Il PDL di San Donà di Piave ha una nuova sede. Il 7 dicembre, presso la galleria di Via Ancillotto, è stato infatti inaugurato il nuovo ufficio di rappresentanza del partito sandonatese, con il supporto delle autorità coinvolte e la presenza del vice sindaco Alberto Gobbo, in rappresentanza del comune. L'occasione è stata fortuita per presentare la candidatura per il ruolo di sindaco di San Donà di Piave dell'esponente del PDL Giansilvio Contarin, che ha voluto spendere qualche parola in merito al suo programma elettorale. Cambiamento, solidarietà, sicurezza sono un po' le parole chiave di questa campagna elettorale. Come sarà impostata? Beh, una campagna elettorale anzitutto positiva. Noi non vogliamo parlare alla gente criticando gli altri, noi vogliamo parlare alla gente dei nostri progetti e dei nostri programmi, quindi dei progetti e dei programmi che saranno improntati sulla fiducia, sull'ottimismo, perché di questo abbiamo bisogno. Siamo in una grave depressione anche emotiva da parte della gente, non c'è speranza, non c'è futuro e noi invece per quanto possibile vogliamo trasmettere questo tipo di messaggio. Noi riteniamo che l'amministrazione in questi anni ha lavorato bene, ha fatto tante cose, San Donà è cambiata radicalmente rispetto a 10 anni fa, però in questo ultimo periodo i risultati sono un po' offuscati da questa grave crisi economica che stiamo vivendo. Noi vogliamo partire proprio da questo, da questa situazione reale, creare una prospettiva basata su cose concrete, semplici, che vadano dirette al cuore del problema e alle necessità della gente. Qui abbiamo la storia del PDL sandonatese. Ci racconti un po' quali sono i punti forti di questa vostra campagna elettorale? Cosa vi farà vincere secondo voi? Ma io credo innanzitutto quello che è stato realizzato, quello che è stato fatto, ormai la gente lo ha già visto. Parliamo per il futuro. Innanzitutto quello che è già stato anticipato, la nostra sarà una politica imperniata sulla persona, soprattutto sulla persona, e quando dico sulla persona di aiutare veramente le persone disagiate, ma soprattutto anche di avere un colloquio con le imprese, con gli imprenditori, per far sì di incentivarli, trovare tutte le formule possibili per incentivarli per creare dei posti di lavoro. Poi ci sono tantissime altre cose, al di fuori questa è una delle prime, ma vogliamo stare vicino soprattutto alle categorie, agli artigiani, ai commercianti che stanno soffrendo veramente tremendamente, e so che mi dicevano proprio stamattina che c'è altri negozi che devono chiudere e noi dobbiamo dargli una mano. E dando una mano come? Di tenere la gente a San Donà, di non farla andare sempre ai centri commerciali, e questo deve essere uno degli obiettivi principali. Oggi qui lei a sostenere Giansilvio Contarin nella sua candidatura, ma il PDL sta vivendo un momento abbastanza confusionario. Cosa sta succedendo? Cosa ne pensa lei? Ci lasci un commento sulla eventuale ridiscesa in campo di Berlusconi? Mi pare una cosa positiva, nel senso che non se ne poteva più di questo andazzo, e dall'altra parte hanno vinto i comunisti veri, e credo ci sia ancora difficoltà, voglio dire, se rivincono, quindi ha fatto una scelta giusta. L'importante è attorno e insieme coalizzare altre forze che hanno la voglia di dare una prospettiva, di dare delle certezze alla nostra gente.